Buongiorno e benvenuti anche oggi su shritalia.com, il nostro canale di informazione che abbiamo riattivato dall'inizio di ottobre e che ogni giorno per 15 minuti vi offre notizie, approfondimenti, gli aggiornamenti dell'ultima ora che riguardano il mondo del lavoro. Anche oggi, come sempre, la puntata è divisa in tre parti: la prima, quella dedicata alle novità dell'ultima ora, la seconda, quella delle domande e delle risposte, e poi la terza, quella degli spunti e delle pillole che potete trovare poi sul nostro magazine Laborability. Cominciamo allora dalle notizie dell'ultima ora. Oggi sui principali quotidiani si leggeva la volontà dei governatori delle regioni rosse di diversificare la classificazione da zona rossa, gialla o arancione nelle diverse province all'interno della regione. In alcune regioni infatti ci potrebbero essere delle province che per l'indice RT, ormai tutti sappiamo di cosa si tratta, potrebbero rientrare all'interno delle zone gialle o arancioni. Qui vedete riportata nella cartina in sovraimpressione la regione Lombardia e vedete che è diversa la colorazione delle varie province, quindi resterebbero ancora in zona rossa secondo questi parametri le zone di Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Biella, Monza, Brianza e Lecco, mentre ne sarebbero escluse ad esempio la zona di Milano. Staremo a vedere se queste istanze dei governatori troveranno accoglimento e quindi vi sarà un'ulteriore riclassificazione all'interno delle regioni. Altra novità importante riguarda una FAQ comparsa sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che fa riferimento alla possibilità di spostarsi all'interno delle zone rosse. La spesa nei comuni vicini può essere effettuata con ovviamente un'autocertificazione a queste condizioni. Si legge infatti nella FAQ che si può fare la spesa anche in un comune diverso rispetto al proprio, purché contiguo alla zona di residenza, se in quel comune si trova anche un punto vendita economicamente più conveniente che invece non c'è nel proprio comune di residenza. Lo spostamento è consentito, ma ovviamente va autocertificato. E qui vi abbiamo riportato la pubblicità che è comparsa sin da ieri su numerosi quotidiani di un famoso discount che appunto ha riportato la notizia. Vi invito peraltro, se avete dubbi, a consultare il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché c'è una sezione dedicata alle FAQ distinte proprio a seconda del colore della regione, ed è molto interessante perché consente di risolvere numerosi dubbi. Torniamo poi a parlare di ammortizzatori sociali e Covid. Sapete che numerosi sono gli interventi che si sono susseguiti, per certo al momento attuale, salvo diverse indicazioni, c'è una sorta di buco normativo, perché i lavoratori assunti dopo il 13 luglio di quest'anno, purché in forza la data del 9 novembre, possono, è vero, accedere alla cassa integrazione, ma solo per i periodi successivi al 15 novembre 2020. Questo significa che per quelle attività che sono state costrette a chiudere o comunque a sospendere in parte la propria attività a seguito del penultimo DPCM, quello del 24 ottobre, o comunque di ordinanze comunali restrittive, di fatto queste persone che magari sono state lasciate a casa non hanno tutela, quindi il rapporto di lavoro è temporaneamente sospeso e si tratterà poi di gestire questa assenza, ovviamente se ci sono come sempre ferie o permessi, altrimenti l'assenza rischia di non essere retribuita. Vedremo quindi se questo buco verrà in qualche modo colmato con i successivi provvedimenti. Ricordiamo invece quali sono le disposizioni che valgono per gli altri lavoratori, quindi quelli assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo, nonché i lavoratori in forza il 25 marzo, possono entrare nei programmi di cassa anche con riferimento a contratti rinnovati successivamente a queste date, indipendentemente dai loro periodi. Ancora, i lavoratori assunti invece dopo il 25 marzo e che risultano in forza il 13 luglio non hanno buchi, come abbiamo visto prima invece per gli lavoratori assunti dopo il 13 luglio, perché hanno diritto a entrare nei programmi di cassa integrazione previsti tanto dal DL 104 quanto dal DL 137 e anche con riferimento ai successivi contratti rinnovati.
Infine segnaliamo che allo studio c'è nella legge di bilancio 2021 la possibilità di accedere a ulteriori settimane di cassa integrazione allo studio, ma è in corso di approvazione, quindi tutti i datori di lavoro avranno a disposizione ulteriori 12 settimane da utilizzare nel periodo da gennaio fino alla fine di marzo, e in particolare invece fino alla fine di giugno per la cassa integrazione ordinaria e l'assegno ordinario. Le 6 settimane del DL 137, se si collocano dopo il 31 dicembre, verranno assorbite, a quanto è dato comprendere, in queste 12 settimane. Di fatto è chiaro il disegno del governo, che è quello di introdurre ammortizzatori sociali che consentano di andare a coprire interamente i periodi di divieto di licenziamento. Sappiamo che oggi il divieto è fissato a fine gennaio 2021, ma da numerose dichiarazioni è stato appunto ampiamente annunciato che questo divieto arriverà sino a fine marzo, e proprio sino a fine marzo arriveranno queste nuove settimane di cassa. E altro approfondimento invece che oggi abbiamo voluto dedicare riguarda i prestiti garantiti SACE e il riferimento agli accordi sindacali che nelle disposizioni appunto per accedere a questi prestiti sono previsti. Come sapete sono state introdotte con le normative adottate nel corso di quest'anno la possibilità di accedere a prestiti che sono sostanzialmente garantiti dallo Stato. Ci sono però alcune condizioni che devono essere rispettate e che anche nella modulistica di accesso a questi prestiti devono essere effettivamente verificate. Una di queste, ed è quella su cui ci soffermeremo oggi perché riguarda più da vicino il mondo del lavoro, riguarda appunto l'impegno da parte dell'impresa a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Qui diciamo questa dizione è abbastanza ambigua e lascia adito a diverse interpretazioni. Noi proviamo a dire quella che è diciamo la nostra interpretazione, anche tenuto conto delle informazioni che sono poi state assunte proprio dai vari istituti all'atto della presentazione della domanda da parte delle imprese. Sicuramente la presenza di un semplice impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali sta a significare che all'atto della presentazione della domanda l'accordo non deve già essere sottoscritto con le organizzazioni sindacali, ma che potrà appunto essere sottoscritto anche successivamente. Quali sono le organizzazioni sindacali legittimate a sottoscrivere questo tipo di accordi? Sicuramente le rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, le organizzazioni sindacali provinciali o comunque nazionali firmatarie del contratto collettivo applicato dall'azienda in questione. Quanto alla durata dell'impegno contenuto appunto in questo accordo, si ritiene che l'impegno debba coincidere nella sua durata con la durata del finanziamento. Invece, in merito al significato da dare appunto all'impegno a gestire i livelli occupazionali, l'espressione è abbastanza, diciamo così, generica. Si potrebbe dubitare ad esempio che rientrino in questo impegno i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, che tendono marginalmente a incidere sui livelli occupazionali, o comunque quei licenziamenti concordati con il datore di lavoro, e quindi è da ritenere che sicuramente vi rientrino quei licenziamenti che vengono decisi unilateralmente dal datore di lavoro senza appunto il consenso del lavoratore. Ovviamente sto parlando di licenziamenti di carattere economico, ma ipotizziamo che non sia possibile raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali nell'ambito dei licenziamenti collettivi, che di fatto sono i licenziamenti a cui questa disposizione sicuramente fa riferimento, e ricordo peraltro che il passaggio sindacale in questo caso è comunque previsto dalla legge, ma si potrebbe ritenere anche la condizione sospensiva appunto del rilascio della garanzia avverata, perché vi è una norma nel Codice Civile che ritiene appunto di poter considerare la condizione avverata quando la stessa non si è realizzata per l'opposizione del soggetto che non ha interesse alla sua realizzazione.
Quindi questo significa che se il sindacato si oppone alla sottoscrizione di un qualsiasi accordo, proprio perché vuole evitare qualsiasi licenziamento, l'azienda potrebbe anche invocare appunto questa disposizione per ritenere comunque avverata la condizione. Ma c'è un punto importante che deve essere a nostro avviso chiarito. La violazione degli impegni da parte del soggetto beneficiario del finanziamento non incide già sulla validità dell'eventuale licenziamento comminato, ma ha eventualmente riflessi sulla impossibilità per l'istituto di credito di escutere la garanzia nei confronti di SACE. Quindi questo è un punto a nostro avviso importante. I due piani vanno comunque distinti. Da un lato il licenziamento, della cui illegittimità non si può dubitare già solo perché manchi un accordo sindacale, e dall'altro invece la possibilità di escutere la garanzia. Questa sì potrebbe essere esclusa laddove appunto l'azienda non dimostri di aver ottemperato a questo impegno. Passiamo a un altro aggiornamento con un messaggio del 13 novembre 2020, il 4272, l'INPS è intervenuta per ciò che concerne l'esonero contributivo per le filiere agricole, aziende che si occupano di produzione di vino e birra, pesca e acquacultura. Qui sapete che sono intervenuti in rapida successione il decreto ristori e il decreto ristori bis. Il decreto ristori ha previsto la sospensione del versamento dei contributi a carico datore di lavoro per la mensilità di novembre 2020, non sono compresi i premi INAIL, mentre il decreto ristori bis l'ha previsto per il mese di dicembre 2020. Bene, con questo messaggio l'INPS chiarisce che si tratta di aiuti di Stato ma che sono già stati autorizzati dalla Commissione europea, in particolare per quanto riguarda il decreto ristori l'autorizzazione si ricava da un messaggio della Commissione di marzo 2020, mentre per il ristori bis facciamo riferimento a un provvedimento di luglio 2020. E si chiarisce anche che non esistono ancora istruzioni per poter presentare la domanda online, ma che a breve saranno rese disponibili dall'istituto. Vi ricordo poi gli webinar della settimana. Oggi pomeriggio parleremo di smart working, il nostro approccio alla regolamentazione del lavoro agile. Sapete che è un tema ancora molto centrale e quindi un webinar dedicato con Barbara Peressoni che partirà da una serie di domande per cercare di costruire appunto uno smart working efficace e agevole all'interno dell'azienda. Domani invece ci sarò io a parlarvi di persone sane nelle aziende sane e quindi fare il punto della normativa in materia di salute e sicurezza, anche tenuto conto del vuoto normativo che riguarda la gestione dei lavoratori fragili e che sta effettivamente mettendo in difficoltà diverse aziende. Passiamo ora alla seconda parte, domande e risposte. Prima domanda, la quarantena è equiparata a malattia, salvo il caso in cui la prestazione possa essere resa in smart working? In tutti gli altri casi, se c'è il provvedimento della ASL di quarantena, comunque è considerata malattia? La risposta è sì, la quarantena è equiparata a malattia secondo la previsione dell'articolo 26 del DL 18 del 2020 e il riferimento è in particolare al comma 1, a meno che si verifichi il caso previsto dal messaggio INPS 3653 del 2020, che prevede appunto che nel caso in cui la prestazione possa essere resa in smart working e quindi vi sia compatibilità della mansione con l'accordo tra lavoratore e datore di lavoro e in assenza di certificato medico, è possibile appunto che il lavoratore svolga la propria prestazione in modalità agile. Seconda domanda. Per contatto stretto si intende anche una persona che si è trovata in un ambiente chiuso, ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale, con un caso di Covid-19 per almeno 15 minuti a distanza minore di 2 metri? La definizione di contratti stretti, questa è la risposta, è data dal Ministero della Salute che tra i casi indicati prevede sia la persona che si è trovata in un ambiente chiuso, appunto il caso che dicevamo prima, aula, sala riunioni, sala d'attesa, con un caso Covid in assenza di DPI idonei, sia la persona che ha avuto un contatto diretto, quindi faccia a faccia, con un caso Covid a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti. Terza e ultima domanda.
Esiste un riferimento sul tempo da conteggiare a ritroso per tracciare i contatti? L'attività di tracciamento dei contatti di un caso confermato Covid è un'azione che viene svolta dalla ASL e normalmente viene considerato un lasso temporale di 48 ore prima sino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi. Se invece il caso non presenta sintomi, quindi l'ipotesi è appunto quella del soggetto asintomatico, si definisce contatto una persona esposta da 48 ore prima fino a 14 giorni dopo la raccolta del campione positivo del caso. Se avete altri dubbi o domande, non esitate a scrivere al nostro canale espertolavoro.com e avrete risposte in tempi rapidi da parte dei nostri professionisti. E ora l'ultima parte dedicata alle pillole di lavoro. Oggi vi segnaliamo un articolo del nostro magazine Laborability che riguarda gli aiuti alle imprese del decreto Ristori e Ristori bis. In questo articolo si fa un po' il punto su tutte le misure che sono state adottate in questi due decreti che sono stati appunto emanati in rapida successione, quindi dal bonus affitto alla sospensione dei contributi previdenziali alle imposte e ai fondi di settore. Vi invitiamo quindi a consultare comunque il sito di Laborability, dove oltre a questo troverete altri interessanti articoli. Io vi ringrazio e vi saluto e vi auguro buona giornata.